E invece ora volevo chiamare sul palco un artista. Io l'ho seguito in tante sue occasioni, in tanti suoi spettacoli, veramente originale e poi tanti anni di carriera. Lui è un burlesque trasformista. Gianni Dettori. Buonasera. Buonasera Gianni, Buonasera. Buonasera. E di solito non mi presento parlando. Però io volevo scambiare due chiacchiere con te. La tua voce la sentiamo ora in questa intervista, la voce originale. Esatto. Allora, dovete sapere che Gianni ha iniziato la sua carriera, non devo dire, non posso dire 10 anni fa, ma devo dire, posso usarlo questo numero? Quasi. 38 anni di attività. Qua un applauso ci vuole perché quando un artista è nel profondo dell'anima come Gianni, io poi... Dimmi Gianni. Adesso pensandoci, poi ho iniziato nell'80. Nell'80, sì, bellissimo. E sono passati così tanti anni. Poi io, quando ti ho conosciuto in televisione, su Rai 1, avevo 13-14 anni, ma me lo ricordo benissimo perché io amavo i varietà, li amo ancora, li seguo e li memorizzo tutti. Era il 1990. Era il 1990, su Rai 1 Pippo Baudo presentava Gran Premio, era uno spettacolo bellissimo, poi non l'hanno più fatto ed era un varietà dove le varie regioni gareggiavano fra di loro, la Sicilia con la Lombardia, la Sardegna con la Liguria. E in quell'anno i Tazenda erano nella squadra. Eravamo nella stessa squadra. Nella stessa squadra, quindi nella squadra della Sardegna che vinse anche. Vinse il programma. Bellissimo. Successo fantastico. Gianni era in coppia con Carlotta. Era il duo piccina, ma aveva un 100 kg di peso. Io voglio far vedere un piccolo video. Sì, guardate, molti di voi se li ricordano sicuramente. Guardate un po' su Rai 1 con Pippo Baudo. Eccoli qua. Si potrebbe andare tutti quanti allo gioco comunale. Vengo anch'io, no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no? Che ricordi Gianni. Mannaggia. Eh sì, questo è stato il numero con cui noi poi abbiamo... Questa è proprio la giornata finale. Ah, la finale questa. Questa è proprio la finale. E vincemmo il programma proprio con la nostra esibizione ai Tazenda. Anche i Tazenda da lì poi preso la loro strada. Esatto. Poi invece con Carlotta nel 97 mi sono fermato, artisticamente parlando, e ho iniziato a fare gli spettacoli da solo. E quindi mi sono dovuto inventare un tempo per potermi cambiare per un personaggio maschile, femminile o femminile. Ma come? Io non so come fai. Di solito 21 secondi. In uno spettacolo di 15-16 personaggi che dura circa un'ora, io fra un personaggio e l'altro mi cambio in 21 secondi. 21 secondi. Quindi stasera io non riuscirò a fare uno spettacolo chiaramente molto lungo e quindi ho tagliato 2 brani e ho tagliato anche i secondi in cui mi cambio. Per cui 7 secondi mi basteranno per questo numero. Per questo numero. Io sono curioso, siamo tutti curiosi. Gianni Dettori. A me la donna bella non mi va. Donne, quante donne belle vedo qua. Guarda, donne d'ogni tipo e d'ogni età. Ma la donna mia non c'è, perché bella lei non